Ho voluto aprire un tavolo di lavoro in prefettura già dallo scorso anno, chiamando tutti gli attori istituzionali, le conferenze dei sindaci, l'ANCI, l'Associazione Marca Trevigiana, la USL, per avere i dati dei SERT, per capire di che fenomeno stavamo parlando e di che patologie, perché dietro, vedete, a volte dietro la patologia della signora Maria che va a giocare, magari c'è anche una violenza domestica, magari ci sono altri fatti, no? Che sono inanellati con quel tipo di dipendenza. Ma poi accanto a loro ovviamente era necessario chiamare a concorrere a un'azione forte anche il mondo della scuola, e quindi abbiamo avuto l'ufficio provinciale scolastico, ma poi cosa fondamentale era avere le associazioni di categoria, perché è inutile parlarci solo tra noi. Allora abbiamo ritenuto necessario non solo avere l'agenzia dei monopoli e quant'altro, ma avere Federtabaccai, l'associazione dei consumatori, la Confcommercio, cioè tutti gli attori istituzionali ed economici del territorio, per capire insieme intorno a un tavolo che tipo di soluzioni potevano essere trovate, in un presupposto che mi corre l'obbligo di dire: noi siamo e vogliamo essere una democrazia matura, noi vogliamo non vietare tutto a tutti, perché il problema vero è questo. Perché attenzione, vietare tutto a tutti non solo è un'imposizione, no? È, come dire, condizionare la vita e le scelte di ciascuno di noi, ma dobbiamo mettere nelle condizioni le persone di capire, di essere informate ed essere formate su quali sono i rischi, non del gioco, ma del gioco patologico, cioè di quella, è come bere il bicchiere di vino, un bicchiere di vino al giorno fa bene, se diventi un alcolista evidentemente sei passato da un'altra parte. Chiudere completamente tutti i luoghi nei quali si può giocare in realtà non serve a nulla. Uno, perché si gioca anche dal telefonino, quindi non riesci a risolvere. Anzi, paradossalmente sposti tutto su quel tipo di gioco. Due, rischia di alimentare un mercato illegale, un gioco clandestino. Quindi vogliamo che sia tutto in chiaro, ma vogliamo, e sono d'accordo, gestirlo in maniera governata nei luoghi giusti. Abbiamo trovato, e questo lo dobbiamo dire, grande senso di responsabilità anche dalle associazioni di categoria, penso in primis alla Confesercenti, la consapevolezza che tutti insieme si può fare un lavoro positivo per il proprio territorio, ma dall'altro anche qualche timore da parte di alcune associazioni di categoria che temono che limitazioni eccessive in questa direzione possano far contrarre ovviamente il volume d'affari degli esercenti. Credo che l'importante sia trovare punti di equilibrio. E in questa direzione il 15 settembre, anche in partnership con la Regione, noi abbiamo predisposto un protocollo d'intesa per il contrasto alle ludopatie. Ovviamente questo è un protocollo che punta, ha istituito un tavolo di coordinamento continuo in prefettura, proprio allo scopo di poter governare e coordinare le attività in questa provincia, con un obiettivo duplice: uno, potenziare l'azione di contrasto; due, agire sul piano dell'informazione e della formazione a tappeto capillare sulle famiglie, sui ragazzi, su tutti, formando gli insegnanti, arrivando alle associazioni di categoria e tramite loro ai singoli esercenti, responsabilizzandoli, ed essendo accanto ai sindaci, che ripeto essere poi in qualche modo coloro i quali sul territorio si trovano direttamente a contatto, essendogli anche vicini per poter assicurare un'assistenza, tra virgolette, cercando di coordinare l'azione di tutti ed evitare che ci siano appunto situazioni a macchia di leopardo sul territorio.